risurrezione sia il commento e il ringraziamento più bello e più importante per questa serata. Pensavo proprio domani inizia il Triduo Pasquale con il grande mistero del dolore e della sofferenza di Cristo che si apre alla risurrezione. Stabat Mater è l'inno, potremmo dire, che raccoglie questa alta tensione tra il dolore e la speranza. Ecco, mi sembra che Rossini veramente ci abbia aiutato a entrare in questo mistero. E stasera l'orchestra e il coro, i solisti ci hanno aiutato a entrare, a meditare dentro a questo mistero di passione, morte e risurrezione. Per questo credo il mio personale, ma il nostro sincero grazie a voi tutti. È con orgoglio che questa sera sono qui a portare degli auguri dell'amministrazione e a dirvi quanto io sia fiero di essere l'ambasciatore di una comunità che sa dare tanto di sé e produrre queste eccellenze. Non mi resta che darvi migliori auguri di buona Pasqua e che sempre la serenità nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. Questo è il 20° anno del Corpo di Fuoco di Santa Rosa esegue il concerto del Mercoledì Santo, un concerto che a vedere voi è molto sentito. Per 3 anni io dirigo il coro, però non posso non citare e ricordare colui il quale per 17 anni ha diretto questo coro e quindi questo concerto. Una persona che ha fatto molto della musica in questa città, Renzo Simonetti. Inoltre, devo ringraziare a nome del coro il custode di questo tempio, Monsignore Passato e lei, perché ci date l'opportunità di eseguirci in questa bellissima cornice. Devo ringraziare a nome, appunto, credo anche del mio predecessore, ormai da 20 anni, tutte le amministrazioni che hanno sostenuto, anche l'attuale, questo concerto, che quindi credo sia diventato un filo all'occhiello per la città di Castelfranco. E permettetemi di ringraziare tutti i coristi che solo per passione vengono a fare 2 volte a settimana le prove e subiscono spesse volte i problemi miei e dei collaboratori, perché non sono il solo che insegna questa cosa, perché non ce la farei da solo. Quindi devo ringraziare anche i miei collaboratori evidentemente citati nel pieghevole. E un ultimo ringraziamento a nome invece di tutto il coro lo devo fare alle famiglie, cioè alle mogli o ai mariti che sopportano l'assenza dei figli di vita.